Il problema principale della Regione del Veneto è sicuramente quello di dare una risposta ai molti lavoratori, alle famiglie e ai tanti imprenditori che quotidianamente pagano le tasse e non vedono poi i risultati di queste tasse pagate. Quindi la vera sfida per la Regione del Veneto è quello di avere più federalismo fiscale e più autonomia. La soluzione è una unica, abbiamo detto nella nostra campagna elettorale prima il Veneto, il che significa testare il federalismo fiscale e l'autonomia proprio in Veneto, quindi offrire questa disponibilità, che è una disponibilità unica da parte della Regione del Veneto al Governo, in modo tale che possa diventare questo Veneto il laboratorio per il federalismo fiscale e l'autonomia. Come diciamo noi qui in Veneto, che le tasse restino veramente a casa nostra. Partiamo sicuramente da prima il Veneto, quindi testare l'autonomia e il federalismo in Veneto, dare quella giusta dose di autonomia che il Veneto si merita e poi ovviamente continuare da lì, da dove si è lasciato il lavoro, e quindi dare ovviamente seguito alle tante opere pubbliche che oggi noi abbiamo in cantiere, di approfittare di tutte quelle opportunità che la storia ci presenterà per il nostro Veneto. Questa è la vera sfida, quindi servizi agli imprenditori, alle famiglie, ai tanti lavoratori, agli anziani e ai giovani. È un po' tutto questo programma che noi abbiamo costruito e stiamo costruendo in progress proprio con l'aiuto dei cittadini. È sufficiente accedere al nostro sito lucazaiapresidente.it per dare un'idea, per dare un contributo al nostro programma elettorale.